diciamo che egoisticamente il fatto di missioni dovrebbe aiutarci. Mi vergogno a dirlo, però è così. A parlare Romolo Guernieri. Dopo 5 anni le ricerche tanto attese dai familiari di Paolo, Bruna, Emma e Sofia Durante, dispersi nelle acque di Los Roques nel gennaio del 2008, potrebbero concretizzarsi. L'input che ha fatto accelerare i tempi alle autorità venezuelane è arrivato dopo la tragedia al velivolo del figlio dello stilista, Ottavio Missoni, scomparso insieme ad altri 3 italiani lo scorso 4 gennaio. Il 30 gennaio una nave americana inizierà a scandagliare il fondo dell'oceano, proprio nell'area in cui si sono perse le tracce dei 2 aerei. Le ricerche dovrebbero iniziare a fine mese. Le ricerche saranno fatte da una ditta specializzata americana con un robot che viaggia, mi pare, a 50 metri dal fondo marino. Il robot fotograferà il fondo per oltre 100.000 miglia quadrate. Dai calcoli dei tecnici l'aereo dovrebbe trovarsi in quel perimetro, altrimenti potrebbe prendere corpo la pista del dirottamento del velivolo. La nostra speranza sinceramente è quella che si trovi l'aereo in mare e che purtroppo questa vicenda venga chiusa, perché nel momento che l'aereo non si trova in mare si apre un mondo di altre ipotesi e secondo me nessuna di queste ipotesi è rosea. Intanto a Ponzano Veneto sono state consegnate 6 borse di studio ai bambini delle scuole elementari e medie del paese per ricordare Emma e Sofia. Ci stringiamo un po' attorno ancora ai familiari che non hanno ancora una risposta dopo tantissimo tempo e nell'incertezza soprattutto il ricordo